E benvenuti da Marta Zatta da Venezia, dal Festival L'Italia delle Regioni. Ci troviamo qui in Campo San Polo perché a breve inizierà il Festival delle Regioni, una manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in collaborazione con la Regione del Veneto. Si parte quindi oggi, domenica 18 maggio, e fino a martedì Venezia sarà appunto protagonista di questo evento nazionale. Ci sposteremo poi alle 17:30 alla Scuola Grande di San Rocco, dove il padrone di casa, il governatore del Veneto Luca Zaia, aprirà questa 3 giorni di confronti. Tanti temi al centro di queste conferenze, dal Made in Italy alle autonomie, con i più ampi, i più importanti ospiti dell'Italia. Quindi partirà appunto il presidente del Veneto per poi lanciare un videomessaggio del presidente Giancarlo Giorgetti, e per oggi concluderà il ministro per le autonomie Roberto Calderoli. Un viaggio tra innovazione, tradizioni e alla scoperta appunto delle eccellenze regionali. Oggi ci sarà il presidente De Luca, il presidente della Campania, ma anche il presidente Fedriga, insomma tantissimi ospiti. Domani ad esempio ci sarà anche il presidente Mattarella, e mercoledì la premier Giorgia Meloni. Ci sarà appunto questo confronto tra le regioni, che appunto ci saranno al centro temi importantissimi come Made in Italy, autonomie, la competitività dei territori, quindi veramente ampio respiro insomma ai temi centrali dell'Italia di oggigiorno. Quindi spazio ora alla diretta con appunto l'Italia delle regioni, la linea a voi e a più tardi.
Ok. Chiedo a tutti se potete gentilmente iniziare ad accomodarvi. Buonasera, così iniziamo perché i tempi sono stretti e insomma il tiranno. Cominciamo tra pochissimo, attendiamo gli ultimi presidenti di regione e poi cominciamo. Se potete iniziare cortesemente ad accomodarvi, grazie a tutti.
Signori e signori, buonasera a tutti. Se gentilmente ci accomodiamo perché stiamo per cominciare. Sì, mi fanno cenno che ci siamo. Qualche istante e cominciamo. Per favore sedetevi, accomodatevi, grazie. Presidenti, non voglio interrompervi, però siamo in ritardo di mezz'ora. Se cortesemente vi accomodate, così cominciamo e cerchiamo di rientrare nei tempi. Grazie a tutti per la comprensione. E allora, io comincio, nell'attesa che tutti vi sediate. Buonasera a tutti, benvenuti alla quarta edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, l'Italia delle Regioni. Un lungo viaggio che è cominciato, come sapete, nel 2022 e dunque prima la Lombardia, poi il Piemonte, l'anno scorso, in realtà pochi mesi fa, a Bari, dunque la Puglia, 2024 era ottobre, e poi eccoci qua a Venezia, in un luogo magico. Siamo dunque la regione ospitante, il Veneto. Intanto saluto tutti voi e ringrazio i tanti presenti, le tante autorità, ovviamente in primis i ministri e i presidenti di regione, ma ringrazio tutti voi. È ovviamente un ringraziamento corale perché tutti voi avrete modo di salire sul palco e insomma di parlare. Ovviamente lo sapete, il Festival delle Regioni è tematico, ogni anno si affrontano dei temi, dalla sfida green e tecnologica dello scorso anno. Quest'anno il tema, che ha anche il titolo del festival, è il viaggio tra innovazione e tradizione alla scoperta delle eccellenze regionali. Chiaramente ci saranno tanti tavoli di confronto, tanti momenti appunto di dialogo, perché poi questo è un po' il
senso, no? Lo sapete meglio di me, di questo festival, che è una occasione di dialogo, di confronto, ma anche di come dire, contributo fattivo, pratico, pragmatico a quello che è questo sistema paese, quello che voi fate tutti i giorni. Questo confronto importante, chiaramente insomma il programma è molto intenso, sarà una 3 giorni intensa, oggi qui insieme, poi domani a Palazzo Ducale alla presenza del Presidente della Repubblica, e poi il pomeriggio ai tavoli tecnici sui temi principali, e dunque dalla sostenibilità ovviamente al grande tema dell'autonomia, al Made in Italy, alla salute, al benessere, all'alimentazione, al turismo, e poi il giorno dopo ci ritroveremo alla Fenice, un'altra splendida location, insieme a tanti ministri e anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a sottolineare l'importanza di questa 3 giorni. Ovviamente insomma è un grande piacere per me essere qui, io sono Gaia Padovan, sono una giornalista Mediaset e sicuramente intanto salutiamo anche tutte le persone che ci seguono in streaming, perché ricordo la collaborazione con il Corriere della Sera, tra poco ci sarà anche l'illustre collega, il vice direttore del Corriere della Sera Luciano Ferraro, la diretta anche sul sito dell'ANSA e ovviamente la conferenza delle regioni e delle province autonome. Dicevamo che insomma, peraltro vi ricordo, se non siete passati prima, il villaggio delle regioni, che è qui a 2 passi a Campo San Polo, che è davvero molto interessante per conoscere anche le eccellenze delle altre regioni. Da cittadina e da giornalista devo dire che è bello vedere questa come dire, partecipazione, ma anche questo dialogo e questa concertazione istituzionale che insomma, nonostante le visioni politiche differenti, porta a una visione comune in quello che appunto è la gestione del sistema paese, anche perché poi di fatto lo Stato magari è più periferico, sono le regioni che davvero gestiscono la quotidianità, la governance regionale, dal pronto soccorso alla vita quotidiana dei cittadini. Per cui lavorare insieme per avere dei risultati concreti credo che sia davvero fondamentale. Dicevamo, a proposito, scusatemi, devo fare un saluto importante a chi oggi ci ospita. Siete in un luogo davvero meraviglioso, la Scuola Grande di San Rocco, anzi ritagliatevi un secondo, lo dico anche a chi non è veneto, perché lì dietro la sala dell'albergo ha insomma la crocefissione del Tintoretto, che forse è, se me lo conferma, è insomma davvero il capolavoro assoluto del Tintoretto. Un ciclo pittorico incredibile, è stato presentato appena un mese fa, un restauro durato 2 anni, più di 2 anni, per cui ritagliatevi il tempo per vederlo. E a proposito di questo ringrazio l'architetto Franco Posocco, che è, se non sbaglio, si dice il guardian grande, ovvero il presidente, a cui farei un applauso per l'ospitalità. Ma allora entriamo e cerchiamo anche di stringere in tempi, perché do poi la parola a voi. Allora, sicuramente il fatto di essere qui, la regione ospitante, il Veneto, sottolinea l'importanza di quella che è un'amministrazione virtuosa, e il presidente, eccolo qua, il presidente più longevo, non come età, perché ha appena compiuto anche di De Luca, più longevo da quando 25 anni fa è stata istituita l'elezione diretta. Mi guarda male De Luca? No. No, non è vero. No, l'ha detto il presidente. Non longevo d'età, perché ha 57 anni appena compiuti, ma come mandato, da quando appunto 25 anni fa c'è stata la scelta dell'elezione diretta dei presidenti. Sicuramente, insomma, una regione che tutti sanno è come dire, padre morale del federalismo, della battaglia dell'autonomia, insomma si sta facendo molto, tra l'altro insomma i passi avanti si sono fatti ma ancora non bastano, e soprattutto insomma la centralità anche di Venezia, che molto spesso viene presentata come quasi un parco giochi, no? Solo per i turisti. In realtà è un luogo in cui si possono fare davvero grandi eventi, grandi summit. Io ero a casa in malattia questo anno, sono tornata proprio per questa edizione e devo dire che un anno fa il mio ultimo evento è stato proprio il G7 a Venezia. Questa conferma che è una grande città che può ospitare grandi eventi. E bisogna anche dire che insomma il governatore Luca Zaia sicuramente è un governatore molto amato, che insomma nel 2017 c'è stato il referendum popolare sull'autonomia, ricordiamolo, 98,1% del popolo disse sì
all'autonomia, per cui insomma è bene ricordarlo. E allora io direi che chiamo sul palco subito a raggiungermi il padrone di casa, la regione ospitante, ovvero il governatore Luca Zaia, che immagino sia grande applauso, un piacere, un onore, ma anche un'emozione, no? Ospitare io sono emozionatissimo. Tolgo i miei appunti. Prego, un grande applauso a Gaia Padovan, grazie. Presidente, Grazie. E buonasera a tutti. Intervengo con non molta voce, però ce l'avrò per 3 giorni. E innanzitutto ringraziandovi per essere qui. Ringrazio tutti i presenti. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato. E quindi ringrazio dal lato della conferenza delle regioni, saluto il Presidente Federica, tutti i miei colleghi governatori, presidenti di regione che sono qui. Ringrazio i miei uffici, del capo di gabinetto, a tutti gli uffici che hanno lavorato, il direttore generale, tutti quelli che hanno lavorato. Saluto il Ministro Calderoli e ovviamente vorrei dirvi solo un piccolo speech di apertura. Siamo onorati di aver ricevuto questo incarico, quindi ringrazio i colleghi per aver scelto la Regione del Veneto come sede di questo Festival delle Regioni, di questo Summit delle Regioni edizione 2025. Prima il Presidente Federica giustamente mi ricordava, io ho detto guardate che tornerà tra un po' d'anni, 20 anni ci vogliono per riavere il Summit. È una cosa seria, non è una festa. Avremo in questi 3 giorni la possibilità di discutere di un sacco di temi, non sarà aria fritta, non saranno chiacchiere, ma saranno incontri. Fra l'altro ringrazio tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità ad esserci, in primis tutti i ministri del governo che saranno presenti, di fatto qui transiterà pressoché quasi tutto il governo. Ringrazio il Presidente della Repubblica perché poi domani avremo questo grande evento in quel del Palazzo Ducale con il Presidente della Repubblica e poi la Presidente del Consiglio. La ringraziamo perché sarà qui martedì alla Fenice. Vi dico che abbiamo scelto delle location che sono da perdere il fiato. Qui siamo nella Scuola Grande di San Rocco. Ringrazio anch'io il Guardian Grando, l'architetto Posò, che non so, l'ho salutato prima, è qui tra il pubblico. Ecco. Ringrazio l'architetto Posò, un applauso all'architetto per l'ospitalità, il calore. La Scuola Grande San Rocco è una roba seria, è una delle 6 scuole della Repubblica Veneta, è l'unica rimasta, diciamo, aperta, operativa, e qui pensate nasce nel 1478 e Tintoretto poi con un magheggio, dobbiamo dirlo, che questi hanno fatto una gara per metterci delle opere, no? Abbellirla questa sede, viene dedicata a San Rocco perché è protettore dalla pestilenza, dalla peste, e Tintoretto voleva a tutti i costi vincere questa gara, questo appalto di portarci le opere, e nottetempo ne mise una e convinse la committenza, dicendo ma che bella, e ne ha fatte 60 di opere, ha lavorato 20 anni e quindi qui trovate un ciclo pittorico completo con 60 opere del Tintoretto. E per noi è un momento di vanto di ospitare la conferenza, ovviamente il Festival delle Regioni, e vi dico anche che sarà un'occasione per parlare di temi che sono assolutamente vicini, diciamo, ai cittadini. Ecco, qualcuno potrebbe chiedersi ma di cosa parlerete in questi giorni? Parliamo di tutti quei temi che comunque vanno a migliorare la vita dei cittadini. Noi come Presidente di Regione abbiamo dimostrato, ad esempio con la pandemia, ma in moltissime altre occasioni, pensate a tutte le ordinanze commissariali, a tutte le catastrofi che abbiamo avuto in questo Paese, c'è sempre un Presidente di Regione che diciamo che è lo snodo tra il governo centrale e il territorio. Ecco, la volontà di portare ancora una volta il nostro contributo a 360 gradi. Io non aggiungo altro, voglio ricordare che abbiamo ricevuto un testimone dalla Regione Puglia, perché si è tenuto in Puglia l'anno scorso, e saluto il Presidente Emiliano che mi ha ceduto il testimone in quel del Teatro Petruzzelli di Bari, e noi oggi cederemo il nostro testimone per l'edizione 2026 al Presidente Gianni, ovvero il Presidente della Toscana. Grazie. Grazie davvero. Grazie al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. E allora è il momento di, se mi dà l'ok la regia, guardare insieme il videomessaggio che ha inviato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giorgetti. Sì, ce l'abbiamo, perfetto, lo guardiamo insieme. Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto ringraziare la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Regione Veneto che ospita questa edizione per l'invito a partecipare al Festival delle Regioni.
Ringrazio in particolare il Presidente Massimiliano Fedriga e il Presidente Luca Zaio. E credetemi, sono molto dispiaciuto di non essere con voi, ma seppur a distanza ci tengo a rivolgervi il mio saluto ed ad augurare buon lavoro anche agli amministratori, alle autorità e agli ospiti presenti in sala. I temi al centro di questa edizione, le eccellenze regionali e il nostro immenso patrimonio culturale, l'innovazione e la tradizione, costituiscono l'ossatura del racconto identitario di un paese che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Ritengo sempre utile riflettere sulla specificità delle nostre terre, sul valore che esse sono in grado di generare per i cittadini e per le imprese. Le nostre regioni non sono solo entità amministrative, sono comunità vive, laboratori in cui si sperimentano politiche pubbliche vicino alle persone. Sono protagoniste nella tutela del patrimonio culturale, nella promozione del turismo, nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e manifatturiere e nella promozione della innovazione. In esse si riflette la ricchezza del Paese, che pur nella sua unità trova forza nella diversità. In questo periodo di grandi cambiamenti, di conflitti, di tensioni internazionali e commerciali, di scenari geopolitici in continuo divenire, le nostre terre rappresentano un punto di equilibrio tra il locale e il globale. Sono il ponte tra le esigenze quotidiane delle persone, delle famiglie e le grandi sfide del nostro tempo. Ritengo che valorizzare le regioni significhi rafforzare l'Italia, riconoscere che la nostra forza risiede nella pluralità, nella capacità di ascoltare i territori, di costruire politiche condivise, di promuovere uno sviluppo sostenibile anche attraverso l'organizzazione dei grandi eventi culturali e sportivi. E concludendo, mi piace sottolineare ancora una volta che oggi più che mai reputo fondamentale costruire un'Italia capace di valorizzare le sue differenze come punto di forza, un Paese che attraverso il contributo delle sue regioni riesca a progettare il domani con una visione e una determinazione, mantenendo vivo il legame con la propria storia e con le sue molteplici identità. Grazie e buon lavoro a tutti. Abbiamo sentito dunque le parole del Ministro Giorgetti, un augurio a tutti voi di buon lavoro, non solo però come dire, parole, come ha detto anche il Presidente Zaia, sono state scritte insomma non so quanti chilometri di inchiostro, no? su quello che fanno le regioni, sul sistema del federalismo, sull'autonomia, ma anche proposte concrete. Questo è poi il festival e questa è la conferenza delle regioni e delle province autonome. E a proposito di questo, è anche come diceva Fedriga, il Presidente, è un momento di unione, no? Di sintesi anzi tra la visione nazionale e le identità territoriali, e non è facile, ma si può fare nel migliore dei modi. E allora chiamo qui sul palco a raggiungermi l'avvocato Alessia Grillo, che come sapete è segretario generale della conferenza, e sicuramente prego un grande applauso. Sicuramente dicevamo non solo parole, ma poi dopo questo studio che è andato avanti molto tempo con accademici, stakeholder, ricercatori, dirigenti delle regioni, come si può davvero contribuire in modo concreto, per esempio a rafforzare il sistema delle conferenze, no? Che poi è un elemento centrale e prioritario di dialogo tra lo Stato centrale e gli enti. Prego, segretario. Grazie veramente. Sono particolarmente lieta di prendere la parola per presentarvi il lavoro che la Conferenza delle Regioni ha portato avanti nel corso dell'ultimo anno per dare un contributo proprio alle riforme istituzionali nel nostro Paese. L'avvio del percorso delle riforme istituzionali che il Governo ha avviato dal premierato all'autonomia ha sollecitato una discussione anche all'interno della Conferenza per approfondire alcuni nodi strutturali che caratterizzano da tempo il sistema dell'autonomia e che incidono sull'architettura costituzionale italiana. Per questo il 5 giugno dello scorso anno abbiamo organizzato un seminario tecnico intitolato per l'appunto Dialoghi costituzionali per un regionalismo sostenibile,
che ha visto la partecipazione di professori universitari, dirigenti e funzionari delle regioni. Un titolo che non abbiamo scelto a caso, Dialoghi, perché volevamo proprio dare l'impressione del confronto tra il sapere accademico e l'esperienza concreta delle istituzioni regionali, e sostenibile, perché ci sta a cuore un regionalismo capace di evolversi nella cooperazione e di adattarsi alle sfide del presente e del futuro. Da questo incontro è nato un percorso, perché abbiamo costituito dei gruppi di lavoro, 4 gruppi di lavoro che hanno approfondito alcune tematiche. Voglio ricordare i nomi dei professori che ci hanno seguito in questo percorso: il professor Giulio Salerno, il professor Alessandro Serpa, il professor Nicola Viceconte, il professor Edward Frosini e la professoressa D'Orlando, che un po' da dietro ci ha seguito in tutto questo percorso. Questi temi affrontati sono stati, centrali. Alcuni riguardavano, come diceva la moderatrice, il regionalismo cooperativo, e quindi il sistema delle conferenze, la necessità di rafforzare questi organismi che sono in questo momento gli unici nei quali sostanzialmente avviene un dialogo molto forte tra lo Stato e le regioni. Abbiamo analizzato tutta la questione legata alla gestione delle emergenze, quindi commissariamenti in sanità, in protezione civile, anche l'evoluzione del PNRR. Ci siamo interrogati anche sugli assetti istituzionali, quindi la forma di governo regionale, i sistemi elettorali, gli statuti, un aggiornamento che forse è necessario, e abbiamo visto quale dovrebbe essere la nuova regione. La nuova regione, quindi lo vedrete anche da questo volume che oggi vi presentiamo, un po' dalla discussione, probabilmente è un ente, noi ci siamo convinti, di governance anticipativa, cioè un ente che deve leggere i bisogni, non deve rispondere solamente alle emergenze, come deve fare però, ovviamente come è stato con la pandemia, ma deve guardare alla programmazione, deve guardare all'innovazione. Come diceva la moderatrice, da questo approfondimento sono nate delle proposte, alcune le trovate in questo volume, riguardano una revisione dell'allocazione delle funzioni tra Stato e Regioni, riguardano il rafforzamento delle conferenze, una revisione anche di quelli che sono i meccanismi di sostituzione, i meccanismi anche di commissariamento, e anche quello che dovrebbe fare, appunto, come dicevo prima, la Regione. È una piattaforma di proposte. Noi abbiamo pensato che tecnicamente sia importante continuare a dialogare, quindi porteremo avanti questo dialogo prendendo anche spunto da quello che oggi i nostri presidenti porteranno al tavolo anche nel corso di questi giorni. Vi ringrazio. Grazie ad Alessia Grillo, al segretario generale, che ha portato un po' i temi importanti e interessanti, dialoghi costituzionali, poi li avrete tutti, il volume. Direi che è il momento di entrare nel vivo con i 2 talk sul regionalismo sostenibile e sul federalismo fiscale, talk a cui voi prenderete parte, voi presidenti di regione. Allora io lascio subito la parola al collega che è l'illustre vice direttore del Corriere della Sera, Luciano Ferraro, a cui farei un grande applauso, e lascio a lui il timone della serata e ci rivediamo dopo. Prego Luciano. Grazie Gaia, buonasera a tutti. Grazie al Presidente Zaia di averci portato in un posto, un contenitore di così grande bellezza. A proposito vi ricordo che è stato appena restaurato il crocifisso, la crocifissione, e vi consiglio di andare a vedere. Lo scrittore Henry Miller diceva che è una delle opere d'arte più straordinarie al mondo, la crocifissione che è in fondo a sinistra, andatela a vedere. Allora cominciamo con i talk. Il primo è regionalismo sostenibile, il ruolo delle regioni tra cooperazione e innovazione istituzionale. Chiamo sul palco per primo il presidente della regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin. Prego. Eugenio Giani, presidente della Toscana. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. E Vincenzo De Luca, presidente della Campania. Uguale. Benvenuti. Cominciamo dal Presidente De Luca. Allora, Presidente, la consulta dice che le regioni non possono cambiare la legge sul terzo mandato. Che ne pensa? Cominciamo bene, cominciamo.
Innanzitutto un saluto al mio collega di sofferenza Luca Zaia. Ambiente splendido. Mi veniva a pensare a proposito del secondo mandato, pensa un po' se mandato, non avrebbero fatto neanche le 4 colonne che abbiamo alle spalle qui, no? Siamo degli esempi più limpidi della totale idiozia del gruppo dirigente di questo Paese, della propensione all'opportunismo, alla doppiezza, oltre che alla stupidità politica. Diventa difficile da motivare una riforma istituzionale che blocca per i presidenti eletti dai cittadini a 2 mandati, in un paese nel quale non c'è nessun vincolo per i deputati, per i senatori, per i sottosegretari, i viceministri, i ministri, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica. Nessun vincolo per nessuno, tranne che per chi viene eletto direttamente dai cittadini. La vicenda del secondo mandato è stata significativa per 2 motivi, per quello che ho verificato io. Tutti quelli che da Roma parlavano sulle regioni avevano 2 caratteristiche comuni. La prima, non sapevano nulla delle regioni di cui parlavano. La totale ignoranza dei processi in corso nelle varie regioni. E la seconda caratteristica era la volontà di togliere la parola ai cittadini. La vicenda del secondo mandato, alla fine, significa queste 2 cose. L'ignoranza e dei problemi che riguardano i territori e la volontà che hanno esponenti politici romani di non dare la parola ai cittadini perché possano decidere qual è il loro futuro. La cosa è ancora più clamorosa perché i rappresentanti politici parlamentari dovrebbero essere i rappresentanti del popolo, non rappresentano niente, neanche se stessi. Il 90% sono anime morte perché non sono stati votati da nessuno. Che cosa vuole che le dica sul secondo mandato? Di più. Io invece credo che dovremmo fare una riflessione di tipo diverso, perché avverto la sensazione di un dibattito istituzionale molto provinciale. La verità è che noi dobbiamo ragionare di riforme istituzionali avendo 2 elementi sullo sfondo. Il primo è la crisi delle democrazie nel mondo. Il secondo elemento è la crisi della democrazia in Italia. La crisi della democrazia. La democrazia, questa è la mia opinione, è arrivata ormai a fine corsa. Tutti quelli che erano i contenuti essenziali della democrazia classica, la separazione dei poteri, era l'elemento che caratterizzava moralmente le democrazie rispetto alle autocrazie. Bene, suffragio universale in pratica non esiste più. Siamo tornati al voto di ceto dell'Ottocento. Se va bene, qui arriviamo al 48% di voto.
a sconfiggere, c'è uno dei dati negativi peggiori che abbiamo nella democrazia italiana, la palude burocratica. La palude burocratica nella quale tutto affonda e quindi il livello di inefficienza operativa che rende lo Stato italiano, le istituzioni italiane totalmente in scarsa sintonia con i processi economici, l'innovazione tecnologica e quant'altro. Sullo sfondo c'è tutto questo. Quindi non c'è il problema in rapporto alle regioni o Stato. Allora chi si illude sconfiggendo le autonomie regionali di dare forza alla democrazia italiana, credo che non abbia capito nulla. L'unica possibilità di difendere questa democrazia è di valorizzare le autonomie e di avvicinare le istituzioni ai cittadini, altrimenti questa democrazia è morta. Se lei potesse, quali poteri in più darebbe alle regioni in questo quadro di riforma istituzionale? Noi stiamo dibattendo ormai da molti anni sull'autonomia differenziata. Io credo che la prima scelta che dobbiamo fare è quella di una sburocratizzazione radicale del Paese. Radicale. Che è un punto su cui credo possiamo essere tutti quanti d'accordo, tranne le forze autoreferenziali che vivono di politica politicante a Roma. Io penso che dobbiamo trasferire tutto alle regioni, tranne poteri riguardanti i settori strategici. Politica estera, politica di difesa, politica di sicurezza interna, politica energetica e le grandi infrastrutture sovraregionali. Tutto il resto va trasferito alle regioni, ma dico di più, tutto il resto dalle regioni, per quanto possibile, va trasferito ai comuni, alle autonomie locali, cioè dobbiamo dare la parola ai cittadini, cioè dobbiamo dare ai cittadini la possibilità di decidere il loro futuro, il futuro delle loro imprese, delle loro famiglie, dei loro figli. In queste condizioni i cittadini contemplano la vita democratica e istituzionale. Allora io sono per trasferire tutto quello che non riguarda politiche strategiche. C'è stato un dibattito in questi ultimi mesi, settimane, che ha riguardato la competenza regionale sulla sanità. Ma davvero c'è qualcuno in Italia che può immaginare che centralizzando la competenza sanitaria a Roma noi miglioriamo la sanità? Chi pensa questo deve essere sottoposto immediatamente a TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Ma voi pensate che da Roma, dai ministeri, governano le ASL, le regioni? Ma qui abbiamo anche i suoi colleghi giornalisti, ormai è diventato un vezzo, 17 sistemi regionali. Ma è chiaro che se non ci fossero state le regioni, durante il Covid avremmo avuto in Italia un'ecatombe. Ma lei ha chiaro che cosa significa interloquire con il Ministero della Salute? A proposito, da un anno Agenas è senza direzione, più o meno. Questo è il livello di efficienza che abbiamo a Roma. Allora, parliamo un linguaggio di verità. Facciamo un'operazione verità seria, vediamo tutto quello che può essere trasferito quanto più vicino è possibile ai cittadini e attenti, perché c'è un altro pericolo, le politiche di coesione. Stiamo attenti, perché ci può essere, su spinta anche europea, un tentativo di ricentralizzare le politiche di coesione. Noi già abbiamo fatto un esperimento con il PNRR. Io non sono d'accordo su come è stato impostato il PNRR. Se doveva servire a, come dire, rilanciare strutturalmente il Paese, ma tu non metti in piedi 7.000 stazioni appaltanti. Ma questa è spesa a pioggia, ma quale rinnovamento dell'Italia? Avremmo dovuto ovviamente decidere 4 o 5 settori strategici. L'autonomia energetica, l'autonomia idrica, la ricerca scientifica, le grandi infrastrutture logistiche, le grandi infrastrutture di mobilità, e ragionare con le regioni in primo luogo. Hanno fatto un'altra scelta politicamente più conveniente. Siccome abbiamo 8.000 comuni, accontentiamo tutti 8.000 comuni e quindi alla fine ci ritroveremo a fare i giardini, i giardinetti, le piazze, i marciapiedi e compagnia bella. E l'Italia rimarrà
esattamente dove era prima che cominciassimo ad applicare il PNR. Non parliamo delle case di comunità, ma insomma avremo modo di discutere. Grazie Presidente. Presidente Gianni, dicevamo della sanità appunto, ma oltre alla sanità quali sono le sfide più importanti in questo momento per le regioni? La sanità indubbiamente è la sfida da cui i cittadini si aspettano e vivono, quello che è la capacità gestionale, la capacità di indirizzo che le regioni possono dare al sistema. E devo dire che abbiamo visto col Covid, De Luca ci diceva una verità santa, ovvero le regioni hanno avuto quell'elasticità di capire e di cogliere dal territorio come sviluppare una campagna di vaccinazione che il ministro degli esteri tedesco, avete mai sentito fare complimenti all'Italia? Eppure noi un po' abbiamo rimosso, ma a un certo punto venivamo additati come esempio per la capillarità, la capacità di organizzazione, per quello che è stato un modo che attraverso le regioni l'Italia ha affrontato anche come esempio in Europa una pandemia drammatica che dalla spagnola di 100 anni fa non avevamo avuto. E subito dopo indubbiamente le difficoltà di un sistema, ma nonostante che noi abbiamo il 6,3% del PIL dedicato alla sanità, in Germania sono al 10%, in Francia sono all'8%, proprio le regioni, anche mettendoci risorse proprie, noi ne mettiamo 500 miliardi sul nostro sistema sanitario regionale per poter far fronte ai servizi, ai LEA, ai livelli essenziali di assistenza che poi ci vengono misurati dal Ministero, e insomma il sistema sanitario grazie alle regioni ha un livello di risposta che sicuramente potrebbe sempre essere meglio, ma è un livello di risposta con le risorse date di assoluta efficienza e capacità. Ma se andiamo a vedere proprio sulle emergenze, si misura come le regioni sono cresciute, e leggevo una statistica rispetto a 5 anni fa, il livello di apprezzamento in generale, senza guardare ai singoli, dei presidenti delle regioni è cresciuto del 9%. Indubbiamente la riconoscibilità nel gestire una situazione come il Covid e poi la sanità ha contribuito, ma pensate alle emergenze ambientali. Esatto, voi avete avuto problemi ricorrenti con le alluvioni. Ma io, guardi, nell'ultimo anno, siamo a maggio, da maggio dell'anno scorso io ho dichiarato per 7 volte lo stato di emergenza regionale che il governo poi ha riscontrato come stato di emergenza nazionale. Quando 5 anni fa presi in mano il testimone, il mio predecessore mi disse sulla protezione civile bisogna lavorarci perché prima no, ma oggi almeno una volta l'anno viene fuori un'emergenza nazionale. Con 5 anni siamo passati da una l'anno, quest'anno 7. E devo dire che è proprio attraverso il filtro delle regioni che sono state affrontate anche con forza. E io mi sono trovato spesso a dover misurare provvedimenti regionali per rispondere a quel bisogno che tutti avvertiamo di superamento della burocrazia, di tutto ciò che rallenta poi i processi decisionali e operativi. Vedete, quando vedevo che i ristori, secondo le normative della protezione civile del Ministero, non arrivavano, sull'alluvione di 1 anno e mezzo fa che ha colpito da Firenze a Pistoia, per fortuna senza le 2 grandi città, ma tutta la piana, noi abbiamo distribuito il 10% delle risorse che il Ministero ci ha dato correttamente. Con la legge regionale in cui abbiamo integrato per 25 milioni questi ristori, noi abbiamo non speso 25, 26 perché non ce n'erano. Singoli particolari, le auto e gli arredi delle case nelle risorse nazionali non ci sono, noi nella legge regionale per quello che abbiamo dato li abbiamo messi. Il fatto di dover certificare tutto, noi abbiamo messo un'autocertificazione, verificato che la persona poi cadeva nell'area dove abbiamo riconosciuto esserci lo stato di calamità, li abbiamo dati, sarà poi col tempo che vengono date le certificazioni. La normativa nazionale chiede di avere subito tutte le fatture e l'auto, però poi questo porta a far sì che i cittadini non riescono a darli e quindi a lamentarsi perché non li danno. Ovvero la
vicinanza ai territori in tutte le cose in cui noi interveniamo come regioni, vediamo, ci consente di dare un segno chiarissimo di superamento delle difficoltà burocratiche che spesso vengono lamentate. E pensate anche alle città. Le rigenerazioni urbane è un istituto con il quale, invece che l'appalto pubblico sul singolo ponte, la singola strada, la singola opera pubblica, coinvolge più aspetti di appunto rigenerazione e riqualificazione di un'area urbana, di una conurbazione urbana, stanno funzionando molto bene. E io aggiungo anche tutte quelle opere di prevenzione da un punto di vista ambientale che la capacità di leggere il territorio consente alle regioni di trovare quello che nel titolo è chiamato l'innovazione istituzionale. Quindi in qualche modo io ritengo che le regioni siano una grande novità. Vedete, i nostri apparati hanno avuto bisogno naturalmente degli anni. Quest'anno sono 55 anni da quel 7-8 giugno del 1970, quando per la prima volta nelle 15 regioni a statuto ordinario si votò. E quindi questi apparati hanno avuto bisogno del tempo per costituirsi e definirsi. Ma la sfida delle regioni, facendo un bilancio, è una sfida, a mio giudizio, riuscita in questo Paese. E il filtro che la regione riesce a dare fra gli 8 comuni e lo Stato è un filtro che poi ci consente, laddove abbiamo la responsabilizzazione, di offrire risultati. Anche sul PNRR noi abbiamo fra le 6 linee, le 6 missioni, come è stato detto, avuto vera possibilità di agire sulla 6, quella relativa alla sanità. Se voi andate a vedere i conti, le realizzazioni, vi rendete conto che è proprio su questa missione, quella attribuita più delle altre al ruolo delle regioni, che le cose hanno funzionato. Grazie Presidente Giani. Presidente Testolina, per una regione piccola e autonoma come la vostra, cosa significa il regionalismo? Il regionalismo è qualcosa di acquisito, intanto buonasera a tutti, è qualcosa di acquisito e che arriva dalla storia di questa regione, una regione che mi onoro di rappresentare e che vede la politica regionale come una missione a disposizione dei cittadini, penso come un po' dappertutto, ma in maniera ancora più marcata, perché nasce da una reciprocità, da una solidarietà che nasce dai piccoli villaggi di montagna e che si è costituita primordialmente in consorterie, cioè in beni comuni che facevano parte di una stessa realtà e che erano di proprietà di tutti i concittadini. Con questo spirito penso che oggi il regionalismo voglia ancora rappresentare una autonomia di poter decidere sul proprio territorio le scelte più importanti e prioritarie, evidentemente in un quadro più generale di confronto anche con lo Stato, che è qualcosa di indispensabile laddove determinati interventi di natura più ampia e non circoscritta alla Regione, come diceva anche De Luca, devono essere demandati allo Stato, ma con la capacità di scelta e di intervento nelle singole situazioni che deve essere demandata al territorio. Io condivido, quando si parla di maggiore autonomia ai comuni, di una solidarietà anche di spesa, no? All'interno di un budget regionale che sia demandata laddove necessario alla singola realtà che conosca e lavori di bisturi, no? E non con la motosega, tanto per dirci, quando c'è da trovare delle soluzioni. L'autonomia speciale valdostana, così come quella delle altre 4 regioni a statuto speciale, è basata anche su un dialogo di reciproca lealtà all'interno di un confronto istituzionale, dove esistono degli organismi come la paritetica che tende a adattare a quello che è un ordinamento nazionale le leggi regionali che possano dare la possibilità di intervento, come dicevo, e l'autonomia, soprattutto in quei contesti che sono delegati totalmente o parzialmente alle regioni, per poter intervenire con l'attenzione del buon padre di famiglia su un proprio territorio. Ne è un esempio particolare, si parlava degli eventi caratterizzati
in questi ultimi anni da piogge alluvionali o da situazioni, diciamo, di smontamento importanti che il territorio di montagna sta soffrendo in maniera particolare, con lo scioglimento anche dei ghiacciai, affrontando delle situazioni che non sono sicuramente normate a livello generale, ma neanche europeo, perché sono fenomeni talmente nuovi che ti trovi a governare perché vivi in un certo contesto. È come parlare di maremoti in un entroterra piuttosto che a delle persone che lo vivono, il mare, lo vivono da sempre, lo conoscono e devono in qualche modo gestirlo. Ecco, ci sono degli eventi dove regioni come la nostra, regioni di montagna, possono essere delle cabine di regia, dei centri di sperimentazione e anche di innovazione da un punto di vista di quella che è la conoscenza e la possibilità di rendere poi fruibile a tutto il territorio, quindi anche magari dove, diciamo, la presenza di ghiacciai è meno importante, ma dove gli smottamenti per il surriscaldamento diciamo, ambientale sono molto presenti. Ecco, io penso che essere regione innovativa voglia dire poter portare quelle che sono le sue competenze in un confronto leale e molto più ampio con lo Stato, che deve essere comunque un punto di riferimento e anche di solidarietà e di sostegno in certi contesti che lo richiedano e che possano essere diciamo, utili per tutto il territorio nazionale. Grazie Presidente. Allora, dall'estremo nord-ovest all'estremo nord-est, Presidente Fedriga. Lei ha detto in una intervista dell'altro giorno che la sentenza che blocca il terzo mandato per le regioni a statuto ordinario dimostra che non è applicabile per quelle a statuto speciale. Ma se domani... Non è che per Fugatti vale. Ecco, volevo dire... Allora, domani il Consiglio dei Ministri potrebbe invece impugnare anche la legge trentina. Quindi lei cosa si aspetta dalla consulta se il governo procederà con questa impugnazione? Allora, prima do una risposta, diciamo, dal punto di vista, diciamo, formale. Come giustamente mi chiede, mi sembra che la sentenza della consulta differenzi le regioni a statuto ordinario da quelle a statuto speciale per quanto riguarda la competenze in materia elettorale. Non a caso le regioni a statuto speciale hanno un'organizzazione di governo che si autodecidono, proprio per la specificità del territorio, e che già oggi è molto diversa da regione a statuto speciale a regione a statuto speciale. Ho di fronte qui il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, dove c'è un'elezione indiretta, se non sbaglio avete limiti di 3 mandati. La Regione Sardegna non ha limiti. Regione Val d'Aosta, anche la elezione diretta avete? Avete elezione indiretta e limite di mandati 2. La nostra, per esempio, oggi a statuto ne ha 2, però insomma, è molto differenziata. Detto questo, però, anch'io, il rischio qual è? Che comunque limitiamo semplicemente a un dibattito formale la questione terzo mandato. Io difendo ovviamente le regioni a statuto speciale perché penso sia una difesa dell'autonomia, prima che del terzo mandato, perché è una competenza delle regioni a statuto speciale deve essere difesa esattamente come le altre competenze, ed è una competenza come le altre. Se si mette a rischio questa, la mia preoccupazione è che a valanga possa arrivare su tutte le altre competenze. Ma detto questo, mi auguro che possa esserci anche veramente in modo costruttivo e scevro da posizionamenti, perché sul terzo mandato, quarto mandato, indifferente, non si possono, penso sia profondamente sbagliato fare ragionamento su situazioni contingenti. E lo dico per l'una, l'altra forza politica, indifferente. Lo dico perché noi dobbiamo porci dei quesiti su come possiamo rappresentare al meglio il percorso democratico che rappresenta la volontà dei cittadini, punto. Dopodiché una volta può succedere la Campania, una volta a Friuli Giulia, una volta la Puglia, una volta ad altri, ma non possiamo vedere chi va al voto adesso, perché rischiamo di fare un errore enorme. E dunque la domanda che io mi pongo è quella che si pone Vincenzo. Cioè, dove c'è un'elezione diretta, quindi il cittadino può esprimere liberamente il proprio voto, è giusto o no andare a limitare la possibilità di ricandidatura e quindi di scelta da parte del cittadino? Io porto l'esempio del Friuli Venezia Giulia, dove forse magari la politica, e mi metto in mezzo anch'io, delle volte sottovaluta la capacità decisionale del cittadino. Io sono stato il primo presidente della regione Friuli Venezia Giulia da quando c'è l'elezione diretta ad essere eletto 2 volte.
Perché prima non esisteva il secondo, il terzo e il quarto mandato, ma esisteva il monomandato, perché tutti facevano un giro e poi i cittadini decidevano di cambiare amministrazione regionale. È un processo vivo, il processo del voto democratico in cui i cittadini scelgono. E possono scegliere un mandato, altri mandati, ma di più. Dico anche all'interno del percorso di scelta democratico che c'è all'interno delle forze politiche che propongono un candidato. Noi abbiamo avuto dei casi, anche ultimamente, dove non dopo il secondo mandato, ma dopo il primo mandato la coalizione ha proposto un altro nome. Ci sta, è nel processo democratico. Mentre se per legge lo impediamo alle forze proponenti, o ancora peggio ai cittadini di poter scegliere, io credo che non facciamo un favore alla democrazia del nostro Paese. Ho capito. Secondo lei quando... Prego. Ho altre due domande. Lei ha detto in una intervista che il Friuli Venezia Giulia dà risposte decisamente superiori rispetto ad altri territori grazie all'autonomia. È così. È così perché quando noi siamo, secondo me, e non solo noi, ci sono altre regioni speciali, ma o le province autonome, siamo l'esempio lampante dove le competenze, alcune competenze, perché anch'io sono d'accordo, non è che le competenze sulla difesa la può avere la regione, sia ben chiaro, ma dove alcune competenze lasciate al territorio sono più veloci e più efficienti nella spesa e nella risposta da dare alle proprie comunità. Qua non può, io ho sempre detto, il dibattito sull'autonomia, sulle competenze, non può fermarsi a una lotta di potere tra enti dello Stato. Ma la domanda molto semplice, e scusate delle volte anche banale, è chi può svolgere meglio quella funzione nella risposta da dare ai cittadini, punto. Lo può fare lo Stato centrale, lo faccia lo Stato centrale. Lo possono fare le regioni, lo facciano le regioni. Lo possono fare i comuni, lo facciano i comuni. Ma noi non possiamo invertire il fine. Cioè il fine di chi rappresenta nelle istituzioni la cosa pubblica, cos'è? È cercare di migliorare, mi auguro che produca così, cercare di migliorare il più possibile la risposta che si danno ai cittadini. E quello è il fine. Tante volte invece noi abbiamo spostato il fine, è come posso più rafforzare la mia gestione del potere rispetto alla funzione che sto esercitando. Così non può essere. E quindi noi torniamo, secondo me, a quelle finalità che rappresenta la cosa pubblica. Chi meglio può gestire quella funzione. Dopodiché, per esempio, penso alle funzioni, io lo dico chiaramente, come Regione Friuli Venezia Giulia non ho ancora, mi piacerebbe avere, per esempio, la competenza sulla sovrintendenza. Cioè non è possibile che da noi succede, e per quello dopo dobbiamo andare nel fatto concreto per spiegarlo ai cittadini, non è possibile che io al sovrintendente che ogni anno mi cambia, perché oltretutto vengono da altre parti d'Italia e vogliono tornare nel loro paese, che non conoscono il territorio e che magari non danno risposte a investimenti privati e pubblici che si svolgono sul territorio. Devo avere le armi come regione se giustamente il cittadino si lamenta e dire tu puoi dire sì o no, ma devi rispondere in tempi certi. Purtroppo questo non avviene. La ramificazione, per esempio, della sovrintendenza, che sono prettamente sul territorio, perché decidono su quel singolo territorio, che sia tutto centralizzato, mi sembra qualcosa di assurdo. Non a caso penso che sia una, possiamo chiedere a qualsiasi cittadino, una delle funzioni dello Stato centrale per cui la gente si lamenta di più. Un'ultima domanda. Le chiedo una previsione. Secondo lei quando arriva l'autonomia? Per me, allora, io non penso ci sarà Dovremmo chiederlo al Ministro Calderoli. No, le chiederete al Ministro, però anche su questa cosa qua, noi non penso che sia il momento in cui arriva l'autonomia. È un percorso che crescerà sempre di più negli anni e noi dobbiamo puntare a quello. Sapere che l'autonomia non è uno scalpo da sventolare, ma è un processo di miglioramento della macchina amministrativa pubblica che dobbiamo offrire ai cittadini. Un po' alla volta. Un po' alla volta. Guarda, scusi, vi rubo un attimo tempo. Io, quando sono arrivato Presidente di Regione, non avevo più le province, perché da me sono state cancellate dallo Statuto. Adesso il Parlamento mi auguro che me le rimetta. E qual è stato il grande trauma dell'eliminazione delle province? Che sono state cancellate le funzioni, sono state portate tout court in una volta sola, qualcosa alla regione, qualcosa in un'aggregazione di comuni che si chiamavano UTI. Un disastro. Ho ricreato gli enti di decentramento regionale. Non gli ho dato tutte le competenze in un giorno, perché sarebbe stata un'altra violenza verso un assetto istituzionale. Ho iniziato a dargli il personale, una singola competenza, le risorse per portare avanti quella competenza e pian pianino ho aggiunto pezzi, perché altrimenti noi utilizziamo le istituzioni e l'assetto istituzionale per fare campagna elettorale e non invece per migliorare l'assetto di un territorio o di un'amministrazione. Bene, grazie. Grazie a tutti. Grazie Presidente Federica De Luca. Grazie mille. Grazie. E adesso cominciamo con il secondo talk
sul federalismo fiscale, il futuro della finanza regionale. E chiamo sul palco Francesco Acquaroli, Presidente delle Marche, Attilio Fontana, Presidente della Lombardia, Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia di Trento, e Roberto Occhiuto, Presidente della Calabria. Allora, il tema appunto è il federalismo fiscale. Allora, cominciamo, Presidente. Chi blocca il federalismo fiscale? Beh, il federalismo fiscale, diciamo che è un processo in corso, è sicuramente un processo molto complicato che va avanti da anni. Sicuramente, a mio avviso, anche il fatto che in Italia i governi abbiano, in processi così complicati c'è bisogno di un governo forte anche con una lunga durata per poter mettere in mano ad una concertazione che va fatta con la conferenza delle regioni, con i territori. È sicuramente una materia da approfondire che è un po' tecnica ma molto anche politica, quindi il bloccare, secondo me non c'è stato nessuno che l'ha bloccato, è il difetto dell'Italia di avere governi lampo con ministri che hanno una durata molto breve, sicuramente non facilitano un adeguamento, una riforma, una materia così complessa ma fondamentale per il funzionamento delle regioni e dei territori, per la valorizzazione anche delle capacità sul territorio di riuscire a utilizzare meglio le risorse e mettere in campo anche i giusti livelli essenziali, i LEA, i LEP in sostanza. È un tema sicuramente, come dicevo, da mettere in agenda e portare il prima possibile all'approvazione. Questo deve essere fatto anche con un coinvolgimento dal punto di vista politico di tutte le regioni, della conferenza delle regioni, e credo che solo così potremo dare compimento ad una riforma che ormai è partita da tantissimo tempo e che oggi è richiesta da tutti noi. Certamente questo deve essere fatto anche in una considerazione complessiva di quelle che sono le materie di cui le regioni si devono occupare, e a mio avviso diventa fondamentale un principio che è quello del virtuosismo, perché poi le regioni, che giustamente chiedono autonomia e chiedono anche un'autonomia dal punto di vista fiscale, devono avere la capacità di dimostrare il fatto che sono già virtuose nello spendere le risorse che gli sono attribuite. Grazie. Presidente Fontana, in una intervista di pochi giorni fa ha detto che dovremmo essere noi a gestire i fondi che incassiamo e usarli per i cittadini e per le imprese ovviamente, e non andare a Roma quasi con il cappello in mano dal governo. Solo che a Roma in questo momento però c'è una maggioranza che, diciamo, sostiene la regione, è simile a quella della regione Lombardia. Perché parla di cappello in mano? Perché vede, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per questa bellissima occasione, complimenti al Presidente Zaia per la location che è fantastica. Ma guardi, io credo che oggi come oggi le regioni dovrebbero cercare di dare al governo la possibilità di essere meno timido, mi lasci dire questo. Purtroppo il governo è schiacciato da quella burocrazia di cui parlava il Presidente De Luca, che schiaccia tutti quanti noi, per cui è ovvio che ogni tipo di riforma collide con la volontà di chi vuole che le cose rimangano invece assolutamente come sono adesso, perché vede il federalismo fiscale soprattutto, perché non cambia niente con il federalismo fiscale, non abbiamo più i trasferimenti, dovremo avere in cambio dei trasferimenti delle addizionali, e poi magari mi lascia dire qualcosa anche su questo argomento. E per il resto non cambia niente. Cosa cambia? Che la gestione non viene più fatta da Roma, ma viene fatta dalle singole regioni. Quindi chi è che si occupa, che si oppone più in maniera più determinata a questa riforma? Sostanzialmente sono le burocrazie, sono i ministeri, i ministeriali che non vogliono perdere le proprie prerogative, che non vogliono perdere le proprie competenze. Io credo che questo, lo diceva bene Acquaroli poco fa, questa sia una riforma che io considero, io ho visto anche il provvedimento di legge che è stato proposto, io credo che questa sia un inizio
e voglio pensare che sia un inizio. E io sono assolutamente convinto che noi regioni sapremo collaborare con il governo per mettere a posto quei punti che sicuramente vanno rivisti. Prima parlavo di addizionali piuttosto che di compartecipazioni. Nel provvedimento di legge si parla di compartecipazioni. No, la compartecipazione è un trasferimento mascherato. E poi io credo che un altro aspetto che andrebbe rivisto, ma nel dicembre del 24 la Commissione sui costi standard ha individuato in più di 10 miliardi le somme che devono essere trasferite con il federalismo fiscale e oggi timidamente si parla di poco più di 5 miliardi. È una contraddizione. E poi ancora ci sono un altro aspetto che fa venir meno il concetto di federalismo fiscale, perché nel momento in cui le regioni riescono ad avere, grazie alle loro politiche positive, grazie allo sviluppo che riescono a dare al proprio territorio, degli incrementi tributari, mi spiega per quale motivo questi incrementi tributari non devono rimanere sul territorio, ma al contrario devono ritornare a Roma. È una contraddizione, non è più federalismo fiscale, è una forma di trasferimento mascherato, ma che non cambia molto. Io credo bisogna avere il coraggio, e l'ho detto tante volte con il ministro Calderoli che sta facendo un lavoro eccellente, bisogna fare passo dopo passo. Questo è un primo passo. Adesso però io penso che ci debba essere anche da parte del governo l'impegno ad ascoltarci. Cioè bisogna dare attuazione a questo primo schema di legge. Diciamo dobbiamo dare attuazione, però ci deve essere l'impegno da parte del governo, della disponibilità a rivederlo. Ecco, così Ma la domanda era esattamente questa. Ma anche sui tagli, lei tenga conto, certo. Qui questo provvedimento rischia di andare contro le sentenze della Corte Costituzionale che dicono che la compartecipazione al risanamento della finanza pubblica non può essere a decorrere, non può essere costante. Noi abbiamo un decreto legge del 2010, il 78, che ha tagliato delle risorse e lì di anno in anno viene sempre rinnovato. Bisogna mettere mano anche a queste cose. La Corte Costituzionale ha detto non si può, deve essere una cosa eccezionale, straordinaria. La domanda era, c'è secondo lei una volontà politica collettiva all'interno del governo per portare avanti il percorso del federalismo fiscale? Ma senta, io mi auguro di sì, mi auguro e sono convinto di sì, anche perché se così non fosse non l'avrebbero inserito nel PNRR, che anche lì c'è un'altra anomalia, perché in realtà l'entrata in funzione del federalismo fiscale non sarebbe nel 26 ma sarebbe nel 28, il che è una... Insomma, io credo che ci si debba confrontare, si debba discutere, si debba insieme costruire un provvedimento che vada nella direzione giusta. L'altro tema è quello dei fondi di coesione europei, perché Fitto le ha detto che dovrebbero essere i governi e non le regioni a gestirli. Cosa cambierebbe? Ma guardi, quando me lo disse in occasione di un incontro che facciamo a Bruxelles, mi lascia andare anche un pochettino tanto nel contestare questa affermazione. Vede, rischiamo, come diceva De Luca, di commettere anche con i fondi di coesione quell'errore che è stato commesso col PNRR. I fondi di coesione vanno lasciati alle regioni, noi in Regione Lombardia li spendiamo fino all'ultima lira e sono fondamentali per lo sviluppo. Lei tenga conto che la maggior parte delle risorse vanno in sostegno alle attività produttive e in formazione professionale. Capisci che se ci dovessero togliere queste fonti di finanziamenti sarebbe per la nostra regione veramente un disastro e non credo che si possa mettere in ginocchio la Lombardia con tutte le conseguenze che ne deriverebbero. Io sono convinto, Fitto ci ha dato la sua parola che si sarebbe impegnato per far cambiare questa idea balzana, una delle tante idee balzane che sono nate nella Commissione europea. Io mi auguro che riesca, la sua autorevolezza riuscirà a portare sulla strada giusta, però non dobbiamo anche lasciarci prendere troppo da cambiamenti che non hanno senso e non vanno nella direzione giusta. Di che cifra parliamo per la Lombardia all'anno? No, all'anno no, noi sostanzialmente abbiamo sui 4 miliardi nei 7 anni. Sì, ok, quindi investimenti importanti.
che se venissero a mancare, diciamo, produrrebbero un bel Ma buco. poi soprattutto sui due ambiti così importanti come quelli della formazione e sostegno alle attività produttive. Capisce che sarebbe una follia. Non vorremmo che si rifacessero, come diceva De Luca, tanti parchetti, tanti parchi giochi e tante rotonde. Credo che spesi come li stiamo spendendo sia un po' meglio. Basta rotonde. Basta. Grazie. Presidente Fugatti, allora, dobbiamo tornare per forza all'attualità. Domani c'è il Consiglio dei Ministri. Lei cosa si aspetta? Se deciderà di impugnare il governo, secondo lei, o no? Innanzitutto un saluto, buonasera, ringrazio il Presidente Zaia per ospitarci in queste location importanti e molto belle. Ma io ovviamente ci auguriamo di no, perché anche alla luce della sentenza sulla Campania la Corte Costituzionale ha detto chiaramente che questo non riguarda le autonomie speciali, quindi se dovesse essere sarà una decisione politica, e vabbè, ci stanno anche decisioni politiche possono essere tante a questo mondo, quindi se dovesse essere sarà una decisione politica, ma è una decisione politica in origine, perché sappiamo benissimo che se il Parlamento volesse intervenire sul terzo mandato delle regioni a statuto ordinario lo potrebbe fare. Non è che la Costituzione dice che ci sono 2 mandati, non dice la Costituzione. È chiaro, se il Parlamento volesse intervenire lo potrebbe fare, quindi se il fatto che il Parlamento non sia intervenuto è un tema politico. Se il governo interverrà domani, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sulla Campania, che a noi non piace, perché noi vorremmo che anche le ordinarie potessero, diciamo, avere questa possibilità, sarà un tema politico, ce ne faremo una ragione. Però mi pare di capire che lei vede ancora uno spiraglio politico, o no? Certo, perché non credo che diciamo che sia facile per un governo impugnare una legge di un'autonomia speciale che ha, diciamo, l'autonomia speciale hanno tante caratteristiche, anche quella, se oggi siamo qui che parliamo di autonomia differenziata, di federalismo fiscale, di decentramento, è perché qualcuno nel tempo le autonomie speciali, magari chi più chi meno, ok, ha dato questo percorso, ha delineato questo percorso di efficienza, di maggiore capacità di riuscire a spendere le risorse pubbliche, di maggiore capacità a prendere decisioni vicine al cittadino, del principio di sussidiarietà. E quindi troverei sbagliato che il governo impugnasse una legge di una provincia autonoma. E quindi noi speriamo fino alla fine, diciamo. Cosa è riuscito a fare negli ultimi anni il Trentino grazie all'autonomia? Questa è una domanda, diciamo, complessa. Più delle altre regioni. Una domanda complessa, però siamo qui che parliamo di federalismo fiscale. E la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano hanno fatto nel 2009 un accordo, c'era il ministro Calderoli, il famoso accordo di Milano, per noi è un accordo famoso. Poi nel 2014 si fece un accordo invece con un governo di centrosinistra, era il governo Renzi, si chiamò il patto di garanzia. E oggi abbiamo, diciamo, una costruzione del nostro rapporto finanziario interno nostro e anche con lo Stato che prevede che sostanzialmente, fatto salvo le questioni eccezionali, ed oggi di questioni eccezionali è il Covid, è il PNRR, perché è stata una questione eccezionale, e i nostri territori gestiscono tutte le competenze, che sono tante, quando prima il Presidente De Luca diceva io vorrei che lo Stato gestisse tutta questa serie di competenze e poi le altre ce le teniamo noi. Ecco, io non dico che noi le abbiamo tutte queste perché sarebbe un po' eccessivo, però ne abbiamo tante di quelle che diceva il Presidente De Luca, e questo lo facciamo con le risorse e le tasse pagate dai cittadini trentini. Quindi quello che non accadeva fino al 2009/2014, perché questo in qualche modo non accadeva, oggi accade. Quindi tutte le competenze del Trentino, della provincia autonoma di Trento, vengono finanziate con le risorse e le tasse pagate dai trentini. E questo credo che sia un vero esempio di
di autonomia, al netto ovviamente della sicurezza pubblica che fa capo allo Stato, perché quella fa capo allo Stato, del tema legato alla moneta, di altri temi che non sono nostri, però e questo credo sia un risultato importante che Diciamo che abbiamo avete fatto raggiunto. investimenti importanti su agricoltura e turismo. Questo sicuramente. Oltretutto, se noi siamo in grado di fare investimenti, diciamo, efficienti, e questo, per le regole ovviamente della macroeconomia, questo si ripercuoterà in una maggiore capacità fiscale del nostro territorio. Se noi spendiamo in modo efficiente le risorse, questo si ripercuote in un'ottica di autonomia come la nostra, in una maggiore capacità del nostro bilancio di creare risorse, Certo, perché vuol dire che il territorio lavora e le tasse che paghi ti ritornano. Più cresce il reddito, più tasse si pagano. Esatto, questo è il concetto. E quindi dobbiamo anche spenderle bene, perché c'è un tema di responsabilità anche, perché da noi, nel nostro territorio, difficilmente puoi dire è il ministro che non mi fa fare le cose. Fai fatica, arrivano, bussano alla porta e ti dicono anche se non fosse competenza nostra, il cittadino ti dice è competenza tua, risolvimi questo problema. Quindi c'è un tema di responsabilità di fronte ai cittadini, di gestione delle politiche pubbliche e delle risorse, quindi c'è il famoso doppio lato della medaglia, ok? Però noi preferiamo questo lato della medaglia. O è il presidente o è il sindaco. Non si O il scappa. presidente o il sindaco. Esatto. In una città o in un paese quello è il punto, e quindi proprio per questo il mandato la parola dovrebbe essere data ai cittadini sul mandato. Guardi, io in Trentino negli ultimi anni abbiamo avuto Lorenzo Dell'Ai che ha fatto 3 mandati. Dopo Lorenzo Dell'Ai abbiamo avuto un altro mandato del presidente Rossi, e il presidente Rossi non è stato rieletto. Okay. E poi ci sono i 2 mandati del sottoscritto. Questo per dire cosa? Che non è automatico che uno viene rieletto. Uno viene rieletto se i cittadini credono che hai fatto bene. Tra i nostri presidenti qui, oggi non ci sono presidenti che dopo il primo mandato non sono stati rieletti. Allora, cosa vuol dire? Questo è il tema. È chiaro che invece sembra un po' che queste decisioni vengano fatte perché Luca Zaia non deve ricandidare e perché Vincenzo De Luca non deve ricandidare. Questo ce lo dobbiamo dire, perché questo sembra è la sintesi delle situazioni. Grazie Presidente. Presidente Occhiuto, vista con gli occhi di un Presidente di una regione importante del Sud, questo tema dei trasferimenti e del federalismo fiscale preoccupa? Sì, intanto buonasera a tutti e complimenti a Luca Zaia per l'organizzazione davvero splendida, anche per aver scelto questa ambientazione. Dicevo a qualche mio collaboratore prima che se fossi il Presidente del Veneto, anche io che non ci penso affatto a fare il terzo mandato, sarei tentato di fare il terzo mandato, no? Perché non ci penso affatto perché credo che governare la Calabria sia ben più usurante, no? Io ho cominciato, pensate, ero ipoteso, sono diventato iperteso, ho le acufene 24 ore su 24 perché ho avuto uno sbalzo di pressione che mi ha provocato una acufene, una mosca che vedo continuamente nell'occhio sinistro, sono stato operato al cuore, quindi, però se fossi in Veneto la tentazione ce l'avrei. No, vado alla domanda, anzi alla risposta. Guardi, il federalismo fiscale, così come l'autonomia differenziata, ci sono già nella nostra Costituzione. L'autonomia differenziata al 116 della Costituzione, il federalismo fiscale al 119, no? Quando si parla di autonomia impositiva. Qualche passo negli anni che sono seguiti alla riforma del titolo V c'è stato pure, perché vedo qui Calderoli viene definito il padre dell'autonomia differenziata. Pochi ricordano che è stato anche il padre della legge sul federalismo fiscale nel 2009. No? Se a distanza di tanti anni non abbiamo né autonomia differenziata né federalismo fiscale, qual è la ragione? Allora, intanto diciamo una cosa. Io sono passato, diciamo, nel dibattito nazionale come uno di quei presidenti che avevano più obiezioni, osservazioni nei confronti dell'autonomia differenziata. Dico subito
che se fai il presidente di regione, per statuto sei a favore del federalismo fiscale e a favore dell'autonomia differenziata. Il tema è che in questo Paese nell'autonomia differenziata, nel federalismo fiscale sono stati realizzati perché non è mai stata realizzata la perequazione, perché non sono stati mai definiti e finanziati i LEP, che sono i diritti sociali e civili dei cittadini. Cioè, un paese che vuole tenersi assieme è un paese che dà le stesse opportunità ad un cittadino, sia che sia residente a Crotone, sia che sia residente a Vercelli, no? Per farlo devi far funzionare la perequazione, che in questo paese non ha funzionato mai, e devi anche definire e finanziare i LEP. Lo dico facendo un esempio, no? Dico a Fontana. Parliamo per un attimo della sanità e della retribuzione dei medici. Tutti qui, tutti noi, tutti quelli che fanno i presidenti di regione hanno un gigantesco problema di reclutamento dei medici di specializzati, no? Perché in questo paese per tanti anni non sono state fatte le riforme che dovevano essere fatte nel sistema sanitario, perché abbiamo avuto l'ordine dei medici che diceva che bisognava tenere il numero chiuso a medicina, c'è stato l'imbuto formativo nelle scuole di specializzazione, abbiamo tutti quanti problemi di selezione dei medici. Io, per non chiudere i miei ospedali, sono stato costretto a prendere 400 medici da Cuba. Che mi tengono, i cubani, 400, sono 400 che mi tengono aperti gli ospedali. Altrimenti avrei dovuto chiudere tanti reparti, perché immagina bene che se è difficile per Fontana selezionare medici negli ospedali lombardi, dove un medico può lavorare avendo, come dire, l'aspirazione anche di crescere, di fare carriera, di imparare. Forse è un tantino più difficile per me selezionare medici per l'ospedale, che ne so, di Locri, di Melito. Allora, se non si desse, se si intervenisse in tema di autonomia differenziata, per esempio, sulla retribuzione dei medici, Fontana legittimamente, siccome governa una regione che ha una grande capacità fiscale, potrebbe decidere di pagare i medici 3 volte tanto rispetto a quanto vengono pagati oggi, perché in Italia i medici vengono pagati pochissimo, i medici italiani vanno all'estero perché sono meglio pagati. La Calabria non potrebbe far questo se non si decidesse di dare a tutte le regioni, anche a quelle che hanno minore capacità fiscale, la possibilità di assicurare gli stessi diritti. Ho fatto un esempio che riguarda la sanità, ma ora dico un'altra cosa, che dal mio osservatorio invece di presidente di una regione del sud commissariata nella sanità, dico che il centralismo, soprattutto nella sanità, ha fatto disastri già dove è stato realizzato in questi anni. Cioè in Calabria la sanità, il ministro Calderoli lo sa bene, è commissariata da 16 anni. I governi di centrodestra e di centrosinistra mandavano commissari improbabili. Se lo ricorda quello là, il carabiniere, quello che dice che si era perso il piano Covid, no? Che l'avevano drogato prima di essere intervistato. Ecco, quelli erano i commissari del governo nazionale, che il governo nazionale mandava in Calabria per gestire la sanità, no? Quindi a volte anche i tifosi dell'autonomia, che non capiscono, come diceva De Luca, di come funzionano le regioni, fanno l'esempio della sanità e dicono: ma ci sono regioni che gestiscono la sanità male. Sì, alcune regioni hanno gestito la sanità male, per questo sono state commissariate 16 anni fa, e poi però il governo nazionale ha fatto ancora peggio. Cioè, quindi la sanità, proprio la Calabria, è l'emblema di come il centralismo nella gestione della sanità abbia prodotto soltanto danni. Ora è ancora commissariata, il commissario però è il presidente della regione, perché ho chiesto di fare il commissario, e in questi 2 o 3 anni, cioè bene o male, abbiamo scalato molto in termini di punteggio LEA, abbiamo raggiunto la sufficienza in 2 aggregati, cose mai successe prima. Però
è la dimostrazione del fatto che il centralismo non funziona. L'autonomia differenziata e il federalismo fiscale sono sicuramente dei valori, ma vanno realizzati assicurando un valore che è preminente, cioè quello dell'unità del Paese, che va garantita attraverso la perequazione e il finanziamento dei diritti sociali e civili allo stesso modo dovunque, a prescindere dalla capacità fiscale. Grazie. Allora, grazie a tutti. Grazie Presidente. Grazie. Presidente, ciao. Gaia, sul palco, lascio la parola a te. Sì, ci rivediamo tra pochissimo, siamo in conclusione, grazie al collega Luciano Ferraro. E allora, abbiamo sentito insomma le varie riflessioni dei presidenti di regione in questi 2 talk molto interessanti, vari nodi che ovviamente ci sono ancora da sciogliere. Abbiamo sentito insomma il presidente della regione Calabria Occhiuto, che insomma ha fatto un excursus veloce su quelle che sono le difficoltà, e federalismo fiscale e autonomia differenziata, che ancora insomma è una strada certamente in salita. Allora direi che prima di dare la parola al ministro Calderoli, velocemente, prima abbiamo parlato dei dialoghi costituzionali per un regionalismo sostenibile, volume che avrete a breve. Ricordo che il volume è stato realizzato col contributo di tanti esperti, tra cui il professor Giulio Salerno, il professor Alessandro Sterpa, il professor Nicola Viceconte e l'avvocato Filomena Terzini, che saluto perché è qui in sala e prima non è stata citata giustamente. Un applauso. A proposito di regionalismo fiscale, lo diceva Occhiuto poco fa, il vero padre, diciamo, dell'autonomia, ma soprattutto della riforma per il federalismo fiscale ancor prima, è il senatore Calderoli, il ministro per gli affari regionali e le autonomie, che invito a raggiungermi qui sul palco, al podio, anche perché diciamo, ministro, che il federalismo fiscale non è una mera questione tecnica, contabile, ma è davvero il banco di prova della collaborazione leale tra lo Stato e le regioni, insomma. Per cui a lei la parola. Mi ricordo nel 2022, la prima conferenza delle regioni diceva che sentiva più Fedriga della moglie. È cambiato qualcosa o si lavora sempre tanto, no? Voi che siete, insomma, avete un ruolo fondamentale. Insomma, Ministro per l'autonomia, c'è tanto lavoro, no? Non sento più solo Federica, ma sento anche tutti gli altri. Adesso e quindi è peggiorata la situazione. Assolutamente sì. Prego, a lei. Grazie, buonasera a tutti. Grazie al Presidente Federica, grazie a Zaia che ci ospita, grazie a tutta la conferenza. Non me ne vogliano Fontana, poi Cirio Emiliano, però la location che c'è quest'oggi, ragazzi miei, touché, cioè tanto di cappello. Anche se io ho già fatto visita alla sala della crocefissione, domani scegliete quella della resurrezione, perché di crocefissione ne stiamo già vivendo abbastanza e troppe. Io vengo a fare sempre il mio bilancino di 2 anni e mezzo, è il 4º appuntamento del Festival delle Regioni a cui partecipa. Ciascuno di questi incontri qualcosa mi ha lasciato, e quest'anno vediamo di parlare un po' di più anche di autonomia e di federalismo fiscale, perché l'anno scorso mi aveva detto non parliamo di autonomia se non nascono le polemiche. Adesso le polemiche le mettiamo da parte e affrontiamo l'argomento, e il primo argomento è la leale collaborazione che noi abbiamo, perché le cose che dico abbiamo fatto, perché le facciamo tante di queste tutte insieme. Ogni tanto arriva anche qualcosa dall'esterno, tipo la sentenza della Corte Costituzionale, però è un lavoro che ci ha visto, fatto i conti, abbiamo avuto 138 conferenze in 2 anni e mezzo, 1210 provvedimenti esaminati, ho fatto il conto delle sedute tecniche, 800 sedute tecniche, che sono poi quelle che hanno risolto i problemi e ci hanno consentito per la maggior parte delle volte di arrivare a un parere favorevole, a un'intesa, a un accordo. E ringrazio questa volta formalmente la mia capo dipartimento, la dottoressa D'Avena,
e la dottoressa Grillo, perché io direi che se non ci fossero andrebbero veramente inventate, perché sennò non funzionerebbe. Tutto funziona? No. Dico e farò due esempi, sia sulle conferenze e uno sulle impugnative regionali. Sulle conferenze a me ha fatto molto male il mancato accordo, la mancata intesa sul discorso del provvedimento del Ministero della Salute sulle liste d'attesa. Non ho capito quell'atteggiamento rigido che c'è stato su questo provvedimento. Lo dico e prendo anche lo spunto dall'intervento del Presidente Occhiuto, perché se tu mi dici che quando le cose non funzionano mi commissari, io dico è un principio sacrosanto, però le uniche due regioni commissariate in questo momento sono il Molise e la Calabria. E quindi laddove c'è il commissario statale le cose vanno peggio e allora qualcosa non funziona. Se tu commissari non con il carabiniere che si perde il piano Covid, lo fai con qualcuno che è più bravo di quello che deve essere eventualmente commissariato. Ho visto però, e mi ha dato anche conforto il Presidente Fedriga, che l'atteggiamento del Ministero è più mite e disponibile a affrontare l'argomento. Io credo che questo argomento vada, se necessario, anche riportato in conferenza Stato-Regioni, ma quei parametri che non esistono e che invece devono essere messi, io credo che devono essere fissati. L'ho visto lì e credo che un altro problema che non è stato accennato da nessuno, ma di cui dovremmo discutere, è che se esistono le liste d'attesa c'è un problema di sanità territoriale e se non vogliamo affrontare il tema dei medici di medicina generale, noi la sanità territoriale non la risolveremo mai. Lo dico e qui devo riconoscere un conflitto di interesse, perché io sono un medico ospedaliero, ancorché in aspettativa, ma non ho mai capito perché io lavorassi il doppio e guadagnassi la metà rispetto a chi lavora la metà e guadagna il doppio. E quindi questo argomento per me, con l'aiuto soprattutto della Conferenza delle Regioni, vedo un ministro disponibile a affrontare il tema, questo problema va affrontato. Abbiamo poi affrontato il tema delle impugnative delle leggi regionali. 1516 leggi regionali, ne abbiamo impugnate 61, quindi il 4%. Una percentuale bassissima e tutti sanno, chi fa il presidente, chi l'assessore, con che resistenza io arrivo prima di arrivare a una legge regionale, appunto di fare confrontare i tecnici, di chiamare io direttamente i presidenti per cercare di risolvere. Qualche volta c'è qualcuno che si impunta dei colleghi e quindi è necessario. Esempio che mi è costato veramente tanto è l'impugnativa della legge sul suicidio medicalmente assistito della Regione Toscana. Lo dico perché da un punto di vista giuridico costituzionale l'impugnativa ci stava e ne sono convinto perché io ritengo che il diritto alla vita e ancor di più il diritto alla morte sia il primordiale livello essenziale che lo Stato deve definire. Mi spiace che un Parlamento, dopo 6 anni, non sia ancora stato in grado di dare questa risposta. Ma io ritengo che quella legge sia una legge di civiltà, sia una cosa obbligatoria. Poi dopo ci saranno le regioni che la chiuderanno rispetto a quello che è il meglio possibile. Ma io nel 1992-93 ho collaborato a scrivere la legge per l'accertamento e la certificazione della morte. Per la prima volta si introdusse la morte cerebrale per consentire la donazione degli organi. L'ho fatto insieme a un democristiano, il professor Borra. Quella legge è ancora in vigore oggi ed è apprezzata da tutti. Quindi, al di là degli schieramenti religiosi, politici e di coscienza, io credo che queste risposte le dobbiamo a chi soffre, perché è un diritto di tutti. Autonomia, quest'anno posso parlarne. Libertà, anche se mi sento, dopo aver sentito i primi interventi da questo palco, mi sento un centralista,
perché a Roma mi dicono che sono secessionista. Dopo aver sentito il presidente De Luca, mi sono accorto che il secessionista è qualcun altro. Ma io, con tutto quello che ho fatto nella mia vita, fiscale, autonomia differenziata, mai avevo considerato, ma inizierò a farlo, che la materia statale deve essere quella residuale. Tutto lo fanno regioni, comuni e province. Quello che non fanno loro lo fa lo Stato. Cioè esattamente il contrario di quello che accade oggi. Anche se poi lo Stato vuole andare a mettere il naso anche in altre funzioni. Lo diceva prima il Presidente Occhiuto, l'autonomia e la differenziazione non è nella nostra Costituzione del 2001, è nella Costituzione del 1948, perché l'articolo 5, quelli dei padri costituenti, perché nessuno l'ha toccato, dice la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione dello Stato alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Io credo di essere l'unico che sa a memoria un articolo della Costituzione, non tutti, però parecchia memoria me le ricordo. Però sinteticamente l'articolo 117 e 118 della Costituzione del 48 davano la competenza legislativa e amministrativa alle regioni nel rispetto dei principi dello Stato, quindi materia concorrente, ma nel momento in cui stabilisci i principi e poi ciascuno li coniuga in maniera diversa, la differenziazione è lì dentro. Però quando lo fanno loro sono i padri costituenti. Se lo faccio io, voglio la secessione. Io ho qui davanti a me il presidente Compaccia, che per me è stato uno spunto, non in quanto presidente, ma in quanto presidente dell'Alto Adige. Però mi ha sempre raccontato, quando eravamo nell'immediato dopoguerra, l'Alto Adige era un paese e una provincia in sofferenza, PIL bassissimo, forte immigrazione, calo demografico, turismo, attività di impresa sarcamente sotto zero e un residuo fiscale fortemente positivo, cioè spendevano molto di più di quello che ricevevano. Dal 72 in poi, quando hanno loro approvato il loro statuto speciale, PIL che è cresciuto, oggi che può piacere o meno rispetto a tutti gli altri, che poi si incavolano tutti, la crescita maggiore del PIL in questo momento è quella della provincia di Bolzano, che nel 2022, i dati oggi non ce li ho, l'unica che è rimasta nei primi 5 a livello europeo. Crescita demografica, attività di impresa, turismo, eccetera, che sono schizzati, PIL alto e residuo fiscale negativo. Quindi tanti dicono, riferito alle regioni, lo dicono anche rispetto al Trentino, che ha un percorso abbastanza simile, anche se non era così in crisi, forse era più messo un po' meglio nell'immediato dopoguerra, ma quei valori sono assimilabili. Loro hanno quella presa, quei decimi che prendono delle tasse e quindi hanno più risorse, però bisogna anche dire che loro hanno un residuo fiscale negativo, quindi entra molto di più di quello che spendono. E quindi per me quello è un modello che, applicato anche in tante altre realtà del nostro paese, è assolutamente funzionante e può funzionare. Cosa abbiamo sul piatto rispetto all'anno scorso? Abbiamo approvato la legge, abbiamo iniziato le trattative con le regioni, poi avevamo sopra la testa un possibile referendum, la sentenza della Corte, che non avevamo quando ci siamo visti nell'ottobre dell'anno scorso. Il referendum è stato dichiarato inammissibile dopo l'intervento della Consulta. La Consulta ha dichiarato costituzionale la legge, quindi di incostituzionale c'erano 7 punti, per cui 4 sono autoapplicativi e quindi restringono, comunque determinano un maggior lavoro rispetto a quello che era prima previsto, e direi che erano abbastanza scontati.
Però a me sembra che la Corte Costituzionale, più che sentenziare sull'autonomia differenziata, abbia censurato l'articolo 116 e 117 della Costituzione, e quelli non li ho scritti io. Perché quando qualcuno mi dice non si possono trasferire le materie o ambiti di materie, ma le funzioni, però le funzioni in Costituzione non ci sono. La motivazione deve essere basata sulla sussidiarietà, ma io sono assolutamente d'accordo che le funzioni non possono essere date a qualunque tipo di regione per dimensioni, per capacità, ma il problema è che la sussidiarietà è citata a livello dell'articolo 118, quindi sull'autonomia e sulla parte amministrativa e non su legislativa. Poi mi dicono che non devo fare un aggiornamento della compartecipazione rispetto ai livelli di spesa, ma avrei dovuto metterci i livelli di spesa standard, sia riferiti ai fabbisogni che sia ai costi. Ma i costi e i fabbisogni standard li ho inventati io nel 2009 col federalismo fiscale, in Costituzione non ci sono. Oppure mi dicono le regioni devono comunque partecipare, hanno l'obbligo alle manovre di finanza pubblica quando c'è un ciclo economico negativo. Ma questo non c'è bisogno di scriverla, perché l'articolo 81 della Costituzione garantisce l'equilibrio di bilancio e la legge attuativa, che è una legge rinforzata, obbliga le regioni. Poi sul discorso dei criteri per la legge delega dei LEP, dico touché, ci hanno ragione. Erano indeterminati, indefiniti, molto vaghi. È anche vero che per la prima volta qualcuno ha scritto in una legge la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, perché tutti parlano dei LEP, ma nessuno aveva scritto neanche che cosa fossero gli stessi. Come rispondere a queste esigenze? Andiamo avanti sul discorso della trattativa, qui in prima fila abbiamo Attilio Fontana, abbiamo Luca Zaia, che sono i nostri interlocutori, primo visto anche il Presidente Bucci, per quello che riguarda le varie materie non LEP. Abbiamo le professioni, abbiamo la previdenza complementare integrativa, ma credo che il succo di quelle materie è proprio la protezione civile. Io credo che nel momento in cui queste regioni dovessero portare a casa quella competenza sulla protezione civile, tante delle problematiche citate dal Presidente Gianni prima da questo stesso palco verrebbero risolte. Cosa consiste? Sì, delle cose da un punto di vista, chiamiamolo la formazione del personale, la gestione del personale, ma credo che possa fare veramente un salto qualitativo il potere di ordinanza in capo al Presidente della Regione. Oggi quel potere di ordinanza non ce l'avete, potete fare atti similari ma non il potere di ordinanza. Il superamento nel momento dell'emergenza della legislazione regionale, oggi siamo alla possibilità di superare anche le leggi nazionali a una condizione su cui poi so che Fontana e altri non sono d'accordo, che ci sia anche un assenso da parte del Consiglio dei Ministri, perché sono prerogative che non sono in capo neppure a certi ministri, comunque tutte quelle competenze verrebbero date. Ma al di là delle competenze, io credo che sia fondamentale quello che in Sicilia dicono i piccioli, i danè, chiamateli come che volete, ma sono i soldi. Oggi il FER, il Fondo delle Emergenze Regionali, sapete a quanto viene, per quanto viene finanziato? 0 euro. Per cui tutte le emergenze, anche quelle che sono provinciali, regionali, tutti vanno a chiedere l'emergenza nazionale perché almeno arrivano i soldi del FEN. E allora dico, rifinanziamo il FER, e questo lo si farà, credo, entro il mese di giugno, e quindi da spendere anche entro la fine dell'anno, per quello che è le spese ordinarie di gestione della protezione civile, e in una logica di futuro una quota del FEN nazionale deve essere destinato alle emergenze di carattere regionale, sia che uno abbia l'autonomia differenziata, sia che non lo abbia, e finalmente ciascuno gestirà e sarà chiamato poi a rispondere dell'utilizzo di quelle risorse. Io credo che poi
domani, però tocchiamo ferro perché quando si parla di Consiglio dei Ministri non si è mai sicuri di niente, perché settimana prossima verrà portata la legge delega dove ci sono 2 articoli, dove ci sono i principi e criteri direttivi a livello di tutte le 14 materie che sono potenzialmente oggetto dell'autonomia differenziata, e poi per ciascuna materia ci sono gli specifici criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega. 33 articoli, 45 pagine, poi vi dico è arrivata con un certo ritardo, la Corte si è pronunciata a novembre, però il certo ritardo io lo voglio riferire a quando qualcuno ha scritto la lettera M dell'articolo 117, secondo comma, dicendo lo Stato deve definire i livelli essenziali delle prestazioni. Sono passati 24 anni e nessuno se li è mai, dovrei dire una parolaccia, ma non la dico. Passiamo a un altro livello di autonomia. Nel Festival delle Regioni del 2023, Compaccer, Fugatti e tutti i presidenti delle regioni speciali mi hanno portato, l'hanno dato anche nelle mani del Presidente del Consiglio, una proposta di legge che prevedeva la revisione di tutte le autonomie speciali, quindi di tutti i loro statuti. Si è deciso di affrontare e usare come apripista il Trentino Alto Adige. Ci abbiamo lavorato sopra, è uscito un testo che aveva un obiettivo: ripristinare i livelli di autonomia preesistenti rispetto alla riforma costituzionale del 2001. L'abbiamo fatto? Credo di sì. Abbiamo tolto dei limiti, tipo le grandi riforme economiche e sociali, che limitavano fortemente questa autonomia. Abbiamo aumentato il numero delle competenze. La competenza da legislativa primaria è diventata legislativa esclusiva e quindi si è definito il panorama. Ci sono interventi anche per quello che riguarda le giunte provinciali e regionali, ma è anche una competenza che finalmente avranno i presidenti anche in ambito di ordine pubblico e sicurezza per quanto riguarda la fauna selvatica e i grandi carnivori. Perché è inutile chiacchierare, ma il problema dei lupi e delle orse c'è. Non ce l'hanno quelli che non hanno i lupi e gli orsi, ma là dove sono non è che sia proprio una cosa così piacevole. Lupi e orsi sì, in un numero giusto e non che determini un pericolo per le persone e per le loro attività. C'è un altro intervento che abbiamo fatto che mi serve come spunto, perché da quando sono arrivato tutti i giornalisti mi hanno chiesto: ma cosa fate sul terzo mandato? Ho sentito che ne ha parlato anche prima De Luca dal palco, ma noi siamo intervenuti anche per quello che pochi conoscono francamente, che è il diritto di elettorato attivo e passivo in queste 2 realtà. Fino ad oggi, per essere eletti o elettori in Trentino dovevi risiedere 1 anno, per farlo nell'Alto Adige dovevi avere la residenza per 4 anni. E allora, siccome per l'eventuale, non spendo più parole sul terzo mandato delle regioni a statuto ordinario, perché se c'è scritto che il recepimento della normativa nazionale deve avvenire sulla base di una legge regionale, allora mi chiedo perché si sia sentito il bisogno di mettere sulla base di una legge regionale. Però sul Trentino vengono sollevate delle problematicità. Io faccio l'avvocato della difesa delle regioni sempre, in questo caso anche della provincia. Abbiamo una sentenza della Corte che riguarda il numero dei mandati dei sindaci sulla Sardegna. Io non la condivido, ma dico una cosa: i comuni sono una cosa, la provincia autonoma, che ha una competenza legislativa, è completamente una cosa diversa. Oppure è l'articolo 122 della Costituzione, che è quello su cui si è espresso per dichiarare incostituzionale la legge della Regione Campania. La materia per le 15 regioni a statuto ordinario è concorrente, cioè legifera sulla base dei principi fondamentali dello Stato. Peccato che questi principi fondamentali non possano valere per le regioni e le province a statuto speciale, perché hanno una competenza primaria che è definita nel loro statuto e nelle loro leggi di attuazione
regionali. Per cui abbiamo chi ha 2 mandati come in Trentino o il Friuli, chi ne ha 3 ma all'inizio non aveva nessun numero di mandati come Bolzano, chi adesso scopro oggi che la Val d'Aosta ne ha 2, per me era senza limiti di mandati, ma comunque la Sardegna non ha limiti di mandati. La Sicilia è l'unica che ne ha 2 in statuto perché gliel'ha messo lo Stato nella legge del 2001 che ha modificato gli statuti speciali. Quindi, francamente, per estremizzare, qualcuno mi ha detto no, ma c'è di mezzo anche l'articolo 48 e 51 della Costituzione. Allora dico, studiate di più quello che sono i diritti attivi e passivi in quelle regioni, perché non è pensabile che in alcune regioni mi si richieda la residenza per 1 anno, 4 attualmente diventeranno 2, ma comunque è una qualcosa di diverso, in altre non c'è nessun limite né a livello nazionale né a livello di speciali, ma soprattutto ci sono 2 regioni come la Val d'Aosta e la Sicilia che prevedono che per l'elettorato passivo, rispetto a tutti gli altri che hanno i 18 anni di età, hanno i 21 anni. È una discriminazione, sono speciali, che sono una cosa diversa. Però una cosa è certa, se io devo ripristinare l'autonomia, perlomeno non devo andare a togliere quello che ci avevano già. E in questo senso io porterò la mia linea difensiva domani. A seguire rapidamente, anche perché è l'orario della pericena, quindi so che la glicemia in questo momento cala, la legge sulla montagna, che credo sia un grande merito l'averla portata avanti, è già stata approvata al Senato, adesso approvata alla Camera, però finalmente andiamo a definire e a promuovere le zone montane. Vedo l'assessore ex collega Luciano Caveri che ha lavorato come presidente della sottocommissione con noi, però per me è impensabile che fino ad oggi le risorse a favore delle montagne, che comunque oggi sono 200 milioni di euro, venissero distribuite su dei criteri abbastanza particolari. In Italia il territorio montano è il 35%, i comuni montani sono oltre il 55%. Poi se vai a scorrere l'elenco trovi che è montana Roma, sarà il Colle. Chiederemo a Mattarella se è così alto da poterlo qualificare come montano. Oppure Bologna, città montana o parzialmente montana, Reggio Calabria, Palermo. Allora, io non voglio andare a dire cosa è successo in passato. Una cosa è certa, che i soldi della montagna devono andare alla montagna e non essere ripartita a pioggia fra tutti quelli che non c'entrano niente con la montagna. La legge interviene sulla sanità, diamo l'indennità aggiuntiva ai medici per portarli non solo da Cuba ma anche in montagna. Raddoppiamo il punteggio nei concorsi, diamo la possibilità di detrarre se comprano o affittano una casa, la stessa cosa per gli insegnanti, gli aiuti per la famiglia, dal bonus bebè che si va ad aggiungere al bonus casa per i giovani che acquistano o ristrutturano la casa, il portare la rete telefonica, internet, rimettere lo sportello delle poste, lo sportello bancario, insomma di cose ce ne sono dentro tante e carine. La stessa cosa stiamo facendo con le isole, prima non avevamo i soldi per le piccole isole, adesso abbiamo trovato i soldi anche per quelli e quindi faremo la stessa cosa anche sulle piccole isole. Chiudiamo sul federalismo fiscale. Il federalismo fiscale ormai ogni tanto non solo bisogna consultare uno storico ogni tanto per sentire qualcuno che sa ancora cos'è il federalismo fiscale, perché io l'ho fatto nel 2009 la legge delega, ho fatto non so più quanti decreti attuativi, poi è arrivato il governo Monti, ha sospeso tutto e buongiorno e buonanotte. Siamo ripartiti? Sì, questo è un fatto positivo perché si va a intervenire per comuni, province, regioni. Oggi parlo dell'aspetto regionale. Tutto oro? No, assolutamente no. Qualcuno contesta le dimensioni di quei fondi che venivano trasferiti e devono essere invece fiscalizzati. Dovevano essere 10 miliardi, siamo riusciti a fare
quasi 6 miliardi, un pochino di più del 50%. E quindi questo io lo considero un punto di partenza e non un punto d'arrivo. La compartecipazione dinamica che è stata proposta ha un aspetto positivo, che per la prima volta qualcuno inizia a dire c'è una parte perequativa che teniamo da parte, perché oggi la perequazione si realizza, ma chi la realizza? I flussi finanziari decisi dallo Stato, per cui nessuno vede assolutamente niente, ma quelli che ballano e girano sono circa 70 miliardi di euro. Io vorrei un bel fondo perequativo trasparente in cui tutti vedano chi mette, chi prende e soprattutto che fine fanno quelle risorse. Perché quando c'è nebbia non si capisce la strada e non si capisce neanche che fine fanno le risorse. In questo senso io dico la compartecipazione è benissimo, è un'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per cui tributi propri, compartecipazione oppure il fondo perequativo. I limiti di questa compartecipazione da dove vengono? Da quell'aver definito la dinamicità in una maniera un pochino curiosa, perché la dinamicità dovrebbe essere che c'è un incremento del gettito dell'IRPEF, a beneficiarne dovrebbero essere lo Stato e le Regioni. Se invece in quella compartecipazione a godere dell'eventuale incremento del gettito, se arriva qualcosa in più, se lo prende lo Stato, allora questo vuol dire che tu sia bravo oppure tu sia un asino, ti avrai la stessa formula e trattamento. Per chiudere, io pensavo, compartecipazione oggi sì, perché è un inizio. Io credo che la compartecipazione, così come è impostata, abbia e assomigli molto a un trasferimento mascherato. Io credo che quella compartecipazione, faccio mia una tesi proposta dal professor Cerea da Trento, anche se è trevigliese, quindi bergamasco, che propone una addizionale diversa rispetto a quella di oggi, perché oggi è un'addizionale additiva. Lui prevede un'addizionale sostitutiva della parte che oggi noi paghiamo allo Stato, e quella addizionale deve avere la manovrabilità e la flessibilità, per cui uno renderà conto agli elettori rispetto a quanto fa pagare di tasse. Io chiudo qui, anche perché l'ora è quella veramente non più dell'aperitivo ma della cena. Lavoro ce n'è tanto da fare, perché tante cose le ho evitate per questioni di tempo. Prima una giornalista, anzi la nostra moderatrice, mi diceva rispetto alle telefonate, e io ripeto, mia moglie, io dico lavoro tanto, e mia moglie e mio figlio mi dicono è ora di ridurre questa quantità di lavoro. Il professor Villone o anche qualche collega presidente delle regioni dicono lavora di meno, anzi se non lavori per niente ancora meglio. Io purtroppo sono bergamasco e quindi è un dovere morale e civico lavorare sempre di più, e continuerò a farlo. Però una cosa nessuno non può riconoscermela, che tutte le volte che c'è un contenzioso, una diatriba tra lo Stato e le regioni, ma anche rispetto agli enti locali, io sono sempre stato dalla vostra parte. Vi ringrazio, buonasera. Grazie. Grande applauso, grazie davvero al Ministro Roberto Calderoli, grazie insomma alla sua linea difensiva che poi porterà domani in Consiglio dei Ministri, vedremo cosa accadrà. E allora io chiamo qui sul palco, ormai siamo alla conclusione, il momento simbolico, il Presidente Luca Zaia, il Presidente della Regione Veneto, dunque il Presidente della Regione ospitante, a cui facciamo un altro grande applauso, ma anche il Presidente della Toscana Eugenio Giani, perché sarà la prossima regione, dunque per la quinta edizione del festival. Chiamo anche il collega Luciano, perché concludiamo tutti insieme. È un momento simbolico, il passaggio di consegne. Sicuramente io lascerei ai presidenti la parola. Io già intanto grazie a tutti per essere rimasti fino alla fine, e ho già ringraziato prima per aver ricevuto il testimone della Regione Puglia. Lo cedo volentieri
a Eugenio Giani come Presidente della Toscana e so che farà meglio di noi. In bocca al lupo per il lavoro, grazie. Tutti hanno giustamente esaltato la cornice in cui si stanno svolgendo i nostri lavori, questa bellissima sala, 60 opere del Tintoretto, la sala del crocifisso a cui ora ci affacceremo. Quindi dopo una realtà come questa io devo dare il massimo perché Firenze il prossimo anno si trovi a ospitare tutti con una cornice, diciamo, altrettanto bella, ma diciamocelo, l'Italia è così bella ovunque che sono sfide che esaltano il nostro paese attraverso le nostre regioni. Grazie. Bene, grazie a tutti. Ricordiamo un'ultima proprio battuta finale che domani c'è ovviamente l'appuntamento a Palazzo Ducale e dopodomani ci ritroviamo al Teatro La Fenice anche col Presidente del Consiglio domani, Presidente Mattarella. Grazie a tutti, grazie davvero e per l'attenzione e il vostro contributo. Buona serata e grazie ancora a tutti voi.